C'è un legame stretto tra l'Eucaristia e le vicende umane. Ogni volta che celebriamo questo sacramento sobrio e insieme solenne, esordisce il Papa, noi facciamo esperienza della nuova alleanza che realizza in pienezza la comunione tra Dio e noi. E così, pur piccoli e poveri, collaboriamo a edificare la storia come vuole Dio. Nutrendoci di Cristo, prosegue Francesco, siamo assimilati a Lui, riceviamo in noi il suo amore, non per trattenerlo, bensì per condividerlo con gli altri. Questa logica è iscritta nell'Eucaristia. Riceviamo in noi il suo amore e lo condividiamo con gli altri. Questa è la logica eucaristica. Ci purifica dalla tendenza a dare solo quando abbiamo ricevuto e accende il desiderio di farci anche noi in unione con Gesù, pane spezzato e sangue versato per i fratelli. La presenza di Gesù vivo, conclude il Papa, è come una porta aperta tra il Tempio e la strada, tra la fede e la storia, tra la città di Dio e la città dell'uomo. L'Eucaristia fa pregustare già ora un avvenire infinitamente più grande di ogni migliore aspettativa. È la prenotazione del paradiso e nella vita si traduce passando dall'io al tu. Sono dense di significato esistenziale le parole di Papa Francesco alla messa celebrata ad Ostia per il Corpus Domini. Gesù prepara per noi un posto e un cibo, ricorda il Papa, e chiede a sua volta a noi di preparare, perché predilige i luoghi poco raggiunti dall'amore. Da qui il forte invito di Francesco a spalancare le porte, perché sottolinea Gesù desidera che siano abbattuti i muri dell'indifferenza e dell'omertà, divelte le inferriate dei soprusi e delle prepotenze, aperte le vie della giustizia, del decoro e della legalità. L'ampio lido di questa città richiama alla bellezza di aprirsi e prendere il largo nella vita. L'Eucaristia invita a lasciarsi trasportare dall'onda di Gesù, a non rimanere savorrati sulla spiaggia in attesa che qualcosa arrivi, ma a salpare liberi, coraggiosi, uniti.